Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Zoomafie, corse clandestine, stalle abusive, tracciabilità delle carni, tutta l'illegalità nello sfruttamento degli animali nella relazione della Commissione Ecomafie in visita a Catania. Trasferiti dal centro per immigrati Alligator Alcatraz i 2 italiani detenuti in Florida. Prima del rimpatrio il siciliano Gaetano Mirabella dovrà comparire davanti a un giudice. Lo spedizioniere della droga nel furgone, insieme ai pacchi da consegnare, aveva 24 kg di cocaina dalla Spagna. Morta per una trasfusione sbagliata, ospedale di Catania condannato a risarcimento, anche se la cartella clinica era stata smarrita. Caldo e afa almeno fino a sabato, doppi turni nella sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania per l'emergenza incendi. A fuoco le campagne attorno al MUOS di Niscemi. Quasi pronti gli installatori di gel e porta Empedocle, oggi l'apertura simbolica da parte del governo regionale. Il presidente Schifani, da agosto l'acqua nelle condutture. Calcio, Antonio Palumbo già al lavoro con Inzaghi in Valle d'Aosta, casacca rosanera in vista anche per il difensore Bani. In Serie C sfoltire gli organici è l'obiettivo delle siciliane. Il Catania pensa a rinforzare il centrocampo, Dall'Occhia nel mirino del DS Pastore. Le corse clandestine, la tracciabilità degli animali ma anche delle loro carni che arrivano sulle nostre tavole, tutta l'illegalità derivante dallo sfruttamento degli animali nella relazione della Commissione sulle ecomafie in visita oggi a Catania. Roberta Lunghi. È un fenomeno che è quello di stalle abusive, anche sotto sequestro. Bisognerebbe che al posto di queste stalle abusive ci fossero negozi, turismo, visto che siamo in città bellissime. Le corse clandestine dei cavalli, gli animali sfruttati, tanti casi emersi a Catania e non solo, con le immagini di persone in motorino a protezione dell'illegalità assoluta. Un quadro dipinto oggi in prefettura a Catania per le zoomafie, le corse clandestine di cavalli, analisi, contrasto e proposte di intervento per la tutela del benessere animale e della legalità. La relazione esposta dalla Commissione d'inchiesta bicamerale su ecomafie e crimini ambientali e agroalimentari. Per il presidente della Commissione, Jacopo Morone della Lega, appare necessario un tracciamento dei cavalli utilizzati per le corse clandestine e non solo, ma anche dei fondi da stanziare. Noi solleciteremo il MASAF sia per quanto riguarda una sorta di fondo per occuparsi di questi cavalli che vengono sequestrati e strappati alla criminalità organizzata e abbiano un futuro sicuramente più roseo, e dall'altra parte una tracciabilità di questi cavalli per verificare da dove arrivano e qual è il loro futuro. Presenti anche i relatori di maggioranza e minoranza, l'onorevole Eliana Longi e la senatrice Vincenza Rando. È stato anche affrontato il tema dell'illegalità diffusa e delle molteplici forme derivanti dallo sfruttamento degli animali non tracciati. Macellazione clandestina, quindi significa carni che arrivano sulle tavole, nelle strade, senza sapere la tracciabilità, quindi potrebbero essere dannose anche per la salute umana. Il consolato italiano a Miami è riuscito a far trasferire in un altro centro i 2 connazionali, il siciliano di Fiumefreddo, Gaetano Mirabella Costa, e l'italo-argentino Fernando Eduardo Artese, che per alcuni giorni erano stati detenuti ad Alligator Alcatraz. Le famiglie dei 2 italiani, fa sapere la Farnesina, hanno già messo a disposizione il denaro necessario per acquistare un biglietto aereo in ogni momento utile, non appena arriverà il via libero da parte delle autorità americane. Mirabella dovrà presentarsi però davanti a un giudice che valuterà i reati che gli sono addebitati, tra cui violenza domestica e detenzione di droga. Tra i pacchi da consegnare sul furgone, un corriere di una ditta di spedizioni aveva anche 24 kg di cocaina. È stato arrestato Emanuela Corsi. 2 pacchi provenienti dalla Spagna da consegnare ad un catanese. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il destinatario era inesistente e che all'interno dei colli erano nascosti 24 kg di cocaina. I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato un corriere dipendente di una nota società di spedizioni che a bordo di un furgone era intento alla consegna della droga. L'operazione è il risultato di un'attività delle Fiamme Gialle sulle spedizioni in arrivo via aerea nella provincia etnea, che ha consentito di individuare i 2 colli sospetti
provenienti dalla Spagna e destinati ad un soggetto inesistente. Nel momento in cui i pacchi sono stati caricati su uno dei furgoni del Corriere, è stata avviata l'osservazione a distanza per verificare se la consegna andasse effettivamente a buon fine. In realtà il veicolo ha iniziato a girovagare per la città, con cambi di direzione e svolte improvvise, fino a giungere in una zona diversa dal luogo di consegna indicato sulla spedizione. Fermato il mezzo e ispezionato, sono stati rinvenuti all'interno 20 panetti di cocaina che avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro. Era morta nel 2019 per gli esiti di una trasfusione infetta. Il marito fece ricorso e adesso, nonostante mancasse la cartella clinica, un ospedale di Catania è stato condannato al risarcimento. Roberta Lunghi. Alla fine degli anni '80 le erano state praticate trasfusioni di sangue infetto durante un intervento effettuato in un ospedale di Catania. La paziente, che aveva contratto l'epatite C, poi aggravatasi in cirrosi e adenocarcinoma, è morta nel 2019. Il caso torna alla ribalta per la natura del pronunciamento del Tribunale di Catania, che ha condannato il nosocomio a risarcire il marito di oltre 77.000 euro, anche se la cartella clinica della donna era stata smarrita. Per il Tribunale, l'impossibilità di produrre documentazione medica su un trattamento terapeutico non può essere imputata alla persona che ricorre, ma alla struttura sanitaria tenutaria che l'ha smarrita. Il marito, che aveva presentato ricorso, infatti, non era riuscito ad ottenere le cartelle cliniche con l'annotazione dell'intervento e delle emotrasfusioni, perché erano andate perdute durante delle infiltrazioni d'acqua nei locali dell'ospedale. Una sentenza, dunque, che, come ha sottolineato l'avvocato Vignera, legale della famiglia della donna scomparsa, apre la strada ad ulteriori ricorsi di coloro che senza cartella temevano di non poter ottenere alcun risarcimento. Giornata di caldo e incendi a Palermo anche domani. Sarà allerta rossa con picchi di 41 gradi. Per avere un calo termico di circa 10 gradi dovremo attendere domenica. Oggi bollino rosso a Palermo, giallo a Messina e Catania. Sulle emergenze incendi abbiamo sentito il comandante dei Vigili del Fuoco di Catania, Tonino De Mana. In allerta anche la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania, alle prese con l'emergenza incendi. Uomini e mezzi pronti all'intervento, anche se si tira un po' il fiato dopo il tour de force registrato nelle ultime 48 ore con gravi criticità rilevate, specie in provincia. Abbiamo avuto delle criticità particolarmente nella zona del Calatino, la zona del Belpasso, la zona di Paternò, Randazzo. Il vostro lavoro a volte raddoppia a causa della mancanza di prevenzione e mi riferisco alle tante aree incolte. È stata fatta un'azione capillare di informazione da parte del comando provinciale, da parte ovviamente anche della prefettura e delle altre istituzioni, per invitare anche i singoli cittadini a tenere pulite in un raggio di 15-20 metri dalle abitazioni, dai centri commerciali, dalle attività industriali, da sterpaglie. Si parla tanto di incendi e di autocombustione, possiamo sfatare questo mito? Sì, io lo sfaterei assolutamente. Negli incendi di vegetazione, negli incendi di bosco è un caso assolutamente estremamente raro. Perché l'uomo brucia i terreni? Questa è una bella domanda, è una domanda che dovremmo rivolgere a chi ci mette la mano. Diciamo che in molte situazioni possiamo parlare di azioni colpose. E poi ci siete voi, con le carenze d'organico, e siete costretti a fare doppi turni per fronteggiare l'emergenza. Sì, in questi giorni in particolar modo noi abbiamo un raddoppio dei turni in tutte le sedi di servizio della provincia di Catania, in virtù del fatto che il bollettino della protezione civile regione siciliana dà un livello di attenzione, quindi un livello rosso, e quindi in questi casi abbiamo la possibilità in maniera cautelativa di raddoppiare il personale ed essere pronti. Telefoni che squillano in continuazione, la lunga estate dei Vigili del Fuoco è soltanto all'inizio. Brucia da diverse ore anche la campagna di Niscemi in provincia di Caltanissetta, dove le fiamme stanno interessando Contrada Pisciotto, dove si trova anche la base militare statunitense che ospita le parabole del MUOS, il sistema di telecomunicazioni ad uso esclusivo delle forze armate USA. Il fumo avvolge il paese ed è visibile anche da Gela e dalla vicina provincia di Ragusa. In azione squadre di vigili del fuoco a terra e numerosi Canadair. La prima acqua dissalata è pronta a scorrere nelle reti idriche siciliane. Stamattina a Porto Empedocle il presidente della regione Schifani ha effettuato un sopralluogo a sorpresa nel sito che sarà il primo a entrare in funzione. Gerri Italia. Eccola qua. Bene. L'acqua per Porto Empedocle e per Agrigento da bere, 120 litri al secondo,
entro i primi di agosto. Un rubinetto simbolico aperto da Renato Schifani, presidente della regione siciliana, per dare il via questa volta per davvero all'arrivo dell'acqua dissalata in rete. Dovrebbe essere proprio Porto Empedocle il primo dei 3 impianti mobili a entrare in funzione. A sorpresa questa mattina Schifani ha visitato il sito accompagnato dall'assessore all'energia Francesco Colianni, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. Verifica dei lavori, test finali completati e primi litri d'acqua pronti per la distribuzione. Sono 3 in tutto i dissalatori mobili finanziati dalla regione siciliana con 100 milioni di euro, oltre a quello dell'Agrigentino altri 2 a Gela e a Trapani. Proprio nello stesso momento a Gela il sottosegretario con delega al CIPES Alessandro Morelli visitava l'impianto gemello. Una grande operazione fatta in tempi altrettanto brevi, e quindi complimenti a tutti gli operatori che si sono messi in campo e insomma merito anche del governo che da subito ha finanziato questa importante operazione che darà da bere a milioni di siciliani. Tecnologia avanzata, osmosi inversa, filtri ad alta efficienza, ogni impianto è in grado di produrre fino a 96 litri di acqua potabile al secondo. Costruiti in soli 120 giorni dall'azienda spagnola Acciona, saranno gestiti da Siciliacque, società del gruppo Italgas. Oltre agli impianti mobili, la Regione ha finanziato anche il potenziamento del dissalatore fisso di Porto Empedocle, un'azione che punta a garantire maggiore sicurezza idrica in un momento in cui l'emergenza siccità ha colpito duramente l'isola. Non è sicuramente la soluzione definitiva, ma un primo passo importante. L'obiettivo è chiaro: evitare che l'emergenza acqua torni a mettere in ginocchio i siciliani. La polizia di Lentini ha arrestato un ex sacerdote condannato definitivamente a 7 anni e 6 mesi alla sospensione dall'esercizio della professione di ministro del culto per violenza sessuale aggravata dall'uso di armi. L'uomo è stato rintracciato nella sua dimora estiva e condotto in carcere. Partirà da Torino il 30 luglio il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con Trenitalia per favorire il rientro dei siciliani residenti al nord anche in occasione delle vacanze estive. Il viaggio di ritorno è previsto per il 23 agosto. I biglietti sono stati disponibili perché sappiamo che vanno a ruba a partire dalle 14:30 di oggi sui canali ufficiali di Trenitalia. È durata 3 ore la seduta del Consiglio Comunale di Palermo sul tema della sicurezza. Il sindaco, attaccato non solo dalle opposizioni, ha annunciato alcuni provvedimenti, ma ha ribadito che non c'è un vero allarme criminalità in città, se non nella percezione dei palermitani. A Palermo non c'è un allarme microcriminalità, ma solo una percezione di insicurezza che non può essere ignorata, ma resta tale. Si difende con le stesse parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi il sindaco Roberto Lagalla, che oggi ha riferito al Consiglio Comunale proprio sul tema del momento, la sicurezza. Sicurezza che non è un tema in capo al sindaco della città, ma che comunque è fondamentale per turismo, commercio, per servizi sociali. Sotto gli attacchi dell'opposizione e di una parte consistente della sua stessa maggioranza, Lagalla ribadisce che i numeri sono testardi e i reati sono in diminuzione. Esiste un allarme sociale e civico che pone un'esigenza di attenzione e di ulteriore rafforzamento dei controlli, ha però ammesso il primo cittadino. Poi ha raccontato di nuove risorse messe a disposizione dal Ministro degli Interni. Adesso sono partiti i controlli nelle borgate, c'è la vigilanza statica interforze alla Vucciria, c'è un servizio di pattuglia dinamica nel centro storico. Aumenterà anche la cosiddetta vigilanza passiva con 400 nuove telecamere entro la fine dell'anno, ma l'unico vero intervento da fare, secondo il primo cittadino, è il contrasto al disagio economico, sociale ed educativo. Le opposizioni lo contestano al termine di 3 ore di una seduta del Consiglio Comunale tesa, ma lui replica serafico: parlo ogni giorno con i palermitani e loro sono coscienti di quel che si è fatto e mi dicono di andare avanti. Fuoco, fiamme e degrado. A distanza di 20 giorni dall'incendio di via Maraffino a Catania resta in bella mostra una montagna di rifiuti. I residenti denunciano la burocrazia blocca tutto. Tonino De Mana. Prima l'incendio, domato poi un altro incendio ed infine cumuli di detriti tirati fuori dall'immobile e lasciati nel bel mezzo di via Marraffino a San Berillo nel centro storico di Catania. Catastri inerti rimossi con un mezzo speciale proveniente da Palermo e lasciati in bella mostra dal 4 luglio scorso, giorno in cui le fiamme hanno avvolto questo fatiscente palazzo. Ed è qui che la burocrazia ci mette lo zampino con un rimpallo di competenze che paralizza ogni cosa.
Ci sono edifici abbandonati, proprietari che non si vedono e quindi è difficile capire come agire. Sicuramente se questa situazione fosse successa in Corso Italia in Viale 20 Settembre sono più che certa che non sarebbero stati 20 giorni ma al massimo 20 ore per riuscire a risolvere la situazione. Qui a volte si pensa che non ci abita nessuno, non c'è nessuno e quindi possono permettersi di fare quello che vogliono. Oltretutto col senso anche di frustrazione per cui chiamando agli uffici, segnalando, non si ha nessuna risposta. Mentre si lavora alla riqualificazione del quartiere, non si capisce chi debba rimuovere la montagna di rifiuti. Da 20 giorni che noi segnaliamo a comune, diciamo a tutti gli uffici, le uniche risposte le abbiamo avute dalla GEMA che ci ha detto che essendo inerti non è di competenza della GEMA risolvere questo problema e nessun altro a varie PEC e segnalazioni che abbiamo fatto ci ha dato risposta. Ma i solleciti al momento restano lettera morta. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo dopo con altre notizie per parlare fra l'altro del nuovo solarium degli dei dedicato ad Agrigento a Patrizia Russo e a tutte le vittime di violenza. Tra poco. Andiamo a San Leone, la frazione balneare di Agrigento, dove è nato il Solarium degli Dei, dedicato a Patrizia Russo e a tutte le donne vittime di violenza. Sentiamo Davide Sardo. È stato intitolato a Patrizia Russo e a tutte le donne vittime di violenza, il Solarium degli Dei, nuovo spazio pubblico inaugurato a San Leone, frazione Agrigento, un angolo di piazzale Giglia, un fazzoletto terreno comunale bonificato e attrezzato con panchine e sdraio affacciate sul mare per ricordare l'insegnante agrigentina uccisa dal marito condannato all'ergastolo nei giorni scorsi. Presenti autorità civili e militari, tra cui il prefetto e il sindaco, che ha fortemente voluto il progetto. È importante che chi viene qua, sì è vero che si rilassa, si prende il sole, ma è anche vero che legge il cartello, legge anche la tabella e ricorda Patrizia Russo e tutte le donne vittime di violenza di genere. Questo spazio cittadino in una località balneare fa sì che i cittadini che lo frequentano possano avere modo di ricordare la concittadina Patrizia Russo, ma nello stesso tempo essere sensibilizzata al massimo su questo fenomeno assai diffuso in tutto il territorio nazionale. Un luogo simbolico di memoria e speranza, dove il dolore si trasforma in impegno concreto contro ogni forma di violenza. La pop star Dua Lipa in vacanza a Palermo posta su Instagram le foto della città tra gite in barca, visite, monumenti, cene e aperitivi e poi la dedica a Palermo in my heart, Palermo nel cuore, che scatena i fan siciliani. Emanuela Corsi. Palermo in my heart. Con questa dedica la pop star britannica Dua Lipa posta le foto della sua vacanza a Palermo e manda in delirio i fan siciliani. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 88 milioni di follower, la cantante di origini kosovaro-albanesi ha pubblicato una galleria della sua vacanza d'amore in Sicilia in compagnia del futuro marito, l'attore Callum Turner. Negli scatti si vedono le vie del centro storico, gite in barca, visite della costa Sicilia anche per una tappa del suo tour mondiale, per la gioia dei fan dell'isola. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per raccontarvi gli ultimi colpi di mercato delle siciliane. Tra poco. Siamo al calcio, Palermo scatenato sul mercato, ufficiale Antonio Palumbo, a breve anche il difensore Bani si legherà al Palermo, mercato insomma altisonante per il club rosanero che punta alla Serie A. Marco Gullà. Telenovela finita, Antonio Palumbo è ufficialmente un giocatore del Palermo, fumata bianca o meglio rosanero. Palumbo lascia il Modena e si accasa al Palermo mentre Di Mariano fa il percorso inverso. Lascia il Palermo pure Insigne che va all'Avellino, ma il DS Carlosti non si ferma e a breve formalizzerà con il Genoa l'acquisto di Mattia Bani, difensore d'esperienza, capitano dei Grifoni, convinto dal Palermo e dal progetto City Group. Bani non si è allenato con il Genoa e raggiungerà il ritiro del Palermo quando la trattativa sarà definita. Intanto tra le note positive della preparazione dei siciliani a Châtillon c'è sicuramente il francese Jérémy Le Doiron con 5 gol segnati in 2 amichevoli.
Iniziamo questa nuova stagione con grande voglia e ambizione. La Valle d'Aosta offre un contesto ideale per lavorare al meglio. Con la squadra e con il nuovo staff siamo tutti pronti a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. A Catania e Siracusa si lavora allo sfoltimento delle rose, operazioni propedeutiche poi a rinforzare le squadre proprio in quei reparti in cui c'è necessità. Ci dice tutto Francesco Triolo. Primo punto, sfoltire la rosa sembra il motivo dominante di questo periodo per tutte le squadre siciliane. L'ultima operazione in uscita del Catania è il prestito al Budoni in Serie D del 18enne portiere Domiziano Tirelli lo scorso anno al Siena. Ma sono troppi i giocatori fuori dal progetto tecnico ancora sotto contratto e per i quali si sta cercando la risoluzione o la cessione. Si tratta dei centrocampisti De Rose, Peralta, per il quale si sta discutendo col Crotone, e Teio, destinato al Sud America dopo aver risolto il contratto, e degli attaccanti Marsura e Montalto, tutti profili forti di ingaggi di rilievo e quindi non semplici da congedare. Ci sono poi Chiarelle e Bocic al momento a Norcia, ma nella lista dei possibili partenti Bocic potrebbe andare al Siracusa. Il Catania però ha anche una priorità in entrata, quella di rafforzare il centrocampo. Il primo nome della lista resta Andrea Vallocchia della Ternana. Nelle ultime ore il DS Pastore è tornato a farsi avanti nel tentativo di chiudere la trattativa. La prima alternativa è un altro centrocampista della Ternana, il 26enne Salvatore Aloi. Per la difesa è stato fatto un sondaggio per Daniele Celiento del Trapani, in avanti piace Marco Tumminello del Crotone, che però lo lascerebbe partire solo di fronte ad un'offerta importante. Fase di sfoltimento anche a Siracusa, come testimoniano le risoluzioni di Sarao e di Grazia, che ha già firmato con la Regina. Oggi arriva il difensore Catena, ufficializzato ieri il prestito dal Cagliari per affiancare Farroni in porta, e in fase di valutazione da parte dello staff tecnico il portiere Brian Bonucci, che si sta allenando con la squadra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.